Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna. Buonasera Antonino, a te la linea. Buonasera a te Natalia, buonasera a te cara Sveva, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, scherza con i fanti, ma lascia stare i santi, però stasera che Dio ce la mandi buona davvero. Questa è l'home page della BBC che, a differenza di tante emittenti americane, sta seguendo minuto per minuto già dalle 17 l'incontro di oggi tra Giorgia Meloni e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, signore e signori. Un segno di attenzione, parole che sono state usate dai colleghi della BBC per definire la Meloni come Trump's whisperer, la donna che sussurra Trump, buona amica di Elon Musk, ma soprattutto la leader, scrivono i colleghi inglesi, a cui gli europei, i leader europei guardano per sperare di ottenere un allentamento della tensione tra l'Europa e gli Stati Uniti d'America in tema commerciale. In altre parole, la storia sta per passare La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Antonino, ci senti? Non ti sentivamo più, purtroppo era andata via la linea Skype. Ah bene, io invece vi ho sempre sentito, quindi mi state sentendo ancora? Sì, ti sentiamo forte e chiaro. Perfetto, vi dicevo, io ho memoria di quando Sarkozy e la Merkel deridevano Berlusconi in conferenza stampa, ho memoria dei tanti vertici franco-tedeschi con gli inglesi quando ancora erano nell'UE o con la Spagna.
e l'Italia sempre snobbata. Oggi è ben diversa la situazione. E infatti vedete il video wall della BBC che vi sto trasmettendo, che sto condividendo con voi in questo momento. Vi ripeto, hanno cominciato dalle 17 circa ora italiana a fare la diretta online. Vedete che Trump ha accolto la Meloni è atterrata circa un'ora fa a Washington, e poi abbiamo già le prime parole di Trump. Trump dice: ci sarà al 100% un accordo commerciale, dice il presidente. Ci sono già le prime domande della stampa. Per quale motivo lei a Washington? La Meloni risponde: io credo nell'unità dell'Occidente. Trump quindi dice che Meloni crede nel presidente, cosa davanti alla quale lei insomma annuisce, dice di sentirsi d'accordo, e aggiunge: abbiamo bisogno di crescere insieme, ecco perché sono qui. Trump va avanti dicendo che gli Stati Uniti e l'Italia hanno un'ottima relazione e conferma: ci sarà un accordo commerciale al 100%, ma sarà un buon accordo. Quindi questo è quello che dice. Poi Trump va avanti, dice che la Meloni gli piace moltissimo, penso che lei sia un grande primo ministro, penso stia facendo un lavoro fantastico, aggiungendo che la conosce fin dall'inizio, fin dall'entrata in carica come primo ministro. Lei è una dei veri leader di questo mondo, aggiunge. La Meloni a questo punto risponde alle domande dei giornalisti, dice di avere fiducia del fatto che si possa raggiungere un accordo con Donald Trump. Sono sicura che possiamo raggiungere un accordo, sono qui per dare una mano a ottenere questo obiettivo, penso che il modo migliore sia quello di parlarci francamente. La Meloni aggiunge anche che è a Washington per trovare un modo per rendere sia gli Stati Uniti che l'Italia più forti. Signore e signori, questo è il accadrà nei prossimi minuti. Sveven, cosa succede? Sveven Natalia, vi chiedo per favore, se è possibile, di preparare la telefonata con l'onorevole Germanà. Faremo un breve qui Parlamento e poi procederemo con questa diretta. Naturalmente, come potete immaginare, vedete la condivisione schermo, diamo anche un'occhiata alle agenzie. L'ANSA, la notizia con cui apre l'ANSA è: guasto alla funivia del Monte Faito, cade la cabina a monte, si temono vittime, a bordo ci sarebbero 3 o 4 passeggeri con un operatore. A causa delle pessime condizioni meteo i soccorritori stanno avendo difficoltà a giungere sul posto. Maltempo al nord, anziano morto nel torinese, intrappolato dall'acqua in casa, mezza Val d'Aosta senza l'energia elettrica. Ancora, seconda notizia dell'ANSA, Meloni alla Casa Bianca per l'incontro con Trump, il presidente USA è una persona eccezionale. La BCE taglia ancora i tassi di 25 punti base al 2,25%, la Lagarde domina l'incertezza. Infine il Papa nella visita oggi al carcere di Regina Coeli per il Giovedì Santo: vivrò la Pasqua come posso. A proposito, avete ascoltato il brano iniziale, Superstar, da Jesus Christ Superstar, il film del 1973, film del quale Paolo VI aveva l'LP doppio con tutta la colonna sonora, e la sera lui ogni tanto la ascoltava e ascoltava soprattutto il brano cantato da Yvonne Elliman, I Don't Know How to Love Him. Va bene, noi procediamo allora con la cronaca a questo punto di quello che sta succedendo alla Casa Bianca. Vi ricordo 0292947222, il telefono è aperto da questo momento. Poi se riusciremo a entrare in contatto con l'onorevole Germanà, ok, se no possiamo procedere ulteriormente come da copione. Quindi per il momento, in questo momento, diciamo così, siamo agli scambi cordiali tra i due, e siamo naturalmente, sto per togliere la condivisione schermo, siamo naturalmente per diciamo alle cortesie degli ospiti e alle cortesie anche per gli ospiti in quel della Casa Bianca. Il clima sembra buono e, ripeto, la cosa che più ha
Vi dico la verità, perché prima anche di questa diretta ovviamente mi ha telefonato il nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti e abbiamo un po' commentato la cosa e effettivamente tutti e due ci siamo ritrovati abbastanza colpiti da sto fatto, perché sapete, la BBC è un esempio ed è un emblema del soft power britannico, per cui a maggior ragione il fatto che loro già da più di un'ora, da circa un'ora prima che la Meloni toccasse terra a Washington, avessero già iniziato questa diretta web, è un segnale importante, è un segnale di attenzione. Peraltro arriva da un paese come l'Inghilterra, che vi ricordo vuol dire Brexit, per cui la cosa è abbastanza pesante. Insomma, il fatto che loro stiano a seguire questa visita di Stato è certamente molto interessante. C'è aspettativa, c'è attesa, c'è anche chi fa il tifo contro, sicuramente, ma è chiaro che oggi questo rappresenta molto non soltanto per la Meloni stessa, ma anche per il ruolo dell'Italia in Europa, perché se oggi Giorgia riesce a portare a casa un accordo con il presidente Trump, presidente che peraltro, ripeto, come vedete le ha fatto una grande accoglienza, ha detto che è una delle poche leader al mondo, eccetera, eccetera, e vuol dire insomma che la cosa è seria e se l'Italia, insomma, se ci fosse questa, come possiamo dire, se ci fosse questo accordo, l'Italia, vi ripeto, avrebbe un grande peso in Europa, acquisterebbe un peso che certo Berlino e Parigi non le riconoscono. Allora, io sto ascoltando nel frattempo con l'orecchio sinistro le parole di Trump e Trump sta dicendo appunto parole di apprezzamento per la Meloni. Lui è seduto su questa poltrona di cuoio marrone. Tra l'altro è molto divertito e molto rilassato, per cui si vede che è proprio a suo agio. Ora vediamo che cosa succede, insomma, a porte chiuse. Mm. Nice and pleasant, ecco, questo è il primo commento che viene fatto, ovviamente, insomma, che il clima che Trump è stato molto gentile, molto gradevole nei confronti della Meloni, per cui questa è la situazione. Adesso andiamo in pausa e poi ci sentiamo Gabriella Ronza con Epos per l'effetto Pigmalione. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio.
Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Di nuovo a te la linea. Grazie Sveva, alle 18:38 in questo momento sulle magiche onde di Radio Libertà, ma adesso qui Parlamento. Qui Parlamento. Allora, io voglio dare un saluto al senatore Nino Germanà, gli auguro una buona serata e ben trovato. Buonasera senatore. Grazie, buon pomeriggio anche a voi. Allora, la cosa divertente è che quando mi chiamate io sono sempre in autostrada quindi con una linea pessima, però questo è un segnale positivo perché significa che si corre e si lavora per il territorio. E questa è la cosa più importante. Del resto Ivan Graziani ha fatto un album, Viaggi e intemperie, per cui siamo in tema. Senta, voli e continuità territoriale per la Sicilia, mentre speriamo nel ponte. Allora, come siamo messi con i voli, specialmente ora nel periodo pasquale? Ma posso raccontare la mia esperienza di ieri sera, un disastro. A parte che comunque per un disastro per le condizioni meteo. Sul caro voli, voglio dire, sulla riduzione dei costi per chi deve rientrare, soprattutto per gli studenti, per i giovani studenti, si vogliono ricongiungere nei periodi di feste. Già l'abbiamo fatto a Natale, ma lo abbiamo rinnovato anche a Pasqua. La giunta regionale siciliana ha stanziato dei fondi proprio per questo. Questo con l'ultima l'abbiamo fatto anche con l'ultima manovra, diciamo, con una piccola manovra di 50 milioni di euro spalmata su 8 macro temi, tra cui proprio il caro voli. Voli certo, che da noi sono parecchio impegnativi, soprattutto proprio per gli studenti che rientrano in Sicilia nei periodi festivi. Io dicevo un disastro perché ieri ho fatto un volo bruttissimo, anch'io ieri sera ritornavo col volo su Reggio Calabria e per le condizioni meteo, per un vento terribile, stavamo quasi per atterrare e poi l'aereo è andato di nuovo su in quota e ci hanno fatto atterrare alla Mezzia Terme. Comunque cerchiamo di superare anche questo. E la questione dei voli è sempre collegata alla famosa continuità territoriale e quindi ai costi di insularità che nell'ultima intervista che abbiamo fatto con voi, costi di insularità 6 miliardi e mezzo l'anno per la Sicilia di cui parlavamo, costi che noi speriamo di abbattere poi con la realizzazione del ponte sullo stretto. Certo, questa è la cosa più importante, anche perché sa qual è il problema? Il problema è che ormai non ci crede più nessuno quando se ne parla di questo benedetto ponte, ma lo vogliamo dire una volta per tutte che questo governo ha finalmente la volontà di farlo o no? Ma io non lo dico una volta per tutte, io lo dico ogni giorno da quando sono stato eletto in questa legislatura, ma lo dicono anche i fatti. È naturale che ancora ci possa essere diffidenza, perché se ne parla da 50 anni, sono stati 50 anni non tutti di chiacchiere, perché c'è stato un momento in cui il governo Berlusconi aveva dato un'accelerata sul serio, addirittura era stata bandita la gara internazionale e la gara, se voi ricordate, i nostri ascoltatori magari lo ricordano, non tutti, era stata anche aggiudicata, per cui poi rischiavamo di pagare delle penali alla stessa società che oggi è di nuovo in pista per la realizzazione del ponte. Quindi il ponte, diciamo, per noi di centrodestra non è mai stata una promessa elettorale, perché con quel governo il ponte si era realizzato. Poi cosa successe? Successe che finì la legislatura, arrivò Monti e con 5 minuti di seduta di Consiglio dei Ministri riuscì a cancellare 5 anni di lavoro del governo Berlusconi. Dall'inizio di questa legislatura, qual è la differenza tra governo Berlusconi e ministro dei lavori pubblici Salvini? Che Berlusconi non riuscì ad avviare in maniera importante il cantiere perché finì la legislatura. Oggi invece il ministro Salvini, con grande determinazione, con grande forza, con l'appoggio di tutto il governo e quindi anche degli alleati, riprende l'iter del ponte sullo stretto,
dall'inizio legislatura, però con quei 5 anni di bagaglio di esperienze del precedente governo Berlusconi. Quindi non partiamo da zero. Berlusconi allora partì da zero, poi finì la legislatura. Noi non partiamo da zero, siamo a 2 anni e mezzo, quasi a metà legislatura, e manca soltanto ormai l'approvazione da parte del CIPES, che dovrebbe arrivare tra una quindicina di giorni. È stato approvato il report Iropi dal Consiglio dei Ministri qualche giorno fa, passaggio propedeutico all'approvazione del CIPES. Questo significa che se così come io sto dichiarando a voi, tra una quindicina di giorni, quindi entro il mese d'aprile, il CIPES mette il bollino definitivo sul progetto, significa che in giugno, diciamo a giugno, verosimilmente potrebbero partire i cantieri. Significa il nostro obiettivo è quello di chiudere questa legislatura con 2 anni di cantiere alle spalle, quindi Certo. un sogno che diventa realtà. Direi, anche perché ce lo meritiamo in quanto italiani e in quanto meridionali, visto e considerato che entrambi, tutte le volte in cui abbiamo dovuto muoverci tra Messina e Villa San Giovanni, l'abbiamo sperimentata in tutti i modi. Traghettare a piedi con la nave delle ferrovie, con quella della Caronte, traghettare in macchina, traghettare col maltempo, oppure fermarsi. Nell'86 io ricordo facemmo una traversata di ritorno da Messina che Dio solo lo sa com'è che siamo arrivati a Villa San Giovanni, dopodiché i traghetti si sono fermati addirittura per 3 giorni dal maltempo che c'era nello stretto di Messina. E mi ricordo ancora proprio che le catene messe a bloccare le macchine e i camion sul ponte della Zattera, quindi voglio dire, questa storia finirà. Lei ha detto bene, questo non è il ponte, io non voglio essere campanilistico, questo non sarà il ponte di Messina o di Villa San Giovanni, questo sarà il ponte dell'Italia, sarà un orgoglio italiano, è l'opera ingegneristica più importante del secolo e non va vista soltanto in chiave attraversamento stabile dello stretto, perché lo stretto l'abbiamo sempre attraversato e potremmo anche continuare a farlo in futuro, così come abbiamo fatto in passato. Il ponte va visto in chiave grande attrattore di investimenti pubblici e privati, grande acceleratore di tutte quelle infrastrutture che magari sono incompiute o che dobbiamo in qualche modo accelerare per recuperare questo gap infrastrutturale che ci divide dal resto del paese, perché così, ed è un gap che c'è, è sotto gli occhi di tutti, è evidente, e certamente non è stato creato dall'autonomia differenziata, così come vogliono fare credere. L'autonomia differenziata per noi sarà anzi qualcosa che riuscirà a esaltare le eccellenze di ogni regione e quindi siccome noi di eccellenze ne abbiamo tante, vogliamo anche l'autonomia. Molto bene. Allora, avanti su questa strada, onorevole senatore, che dire di più? Buona Pasqua. Grazie, buona Pasqua a voi e a tutti gli amici che ci ascoltano. Grazie ancora. Sigla. Qui Parlamento. Allora, io mi scuso con voi se ogni tanto mi vedete girare all'indietro, ma naturalmente ho la televisione sintonizzata su ABC che sta chiaramente trasmettendo la diretta US-Italy Bilateral Meeting, Trump e Meloni to meet in Oval Office soon. Quindi per adesso siamo alle discussioni. Infatti si vede questo Marine che sta in piedi fermo di piantone in alta uniforme davanti alla porta qua sul retro della Casa Bianca, su Rose Garden, e quindi stiamo aspettando di capire quando i due verranno fuori, Meloni e Trump, annunciando l'accordo. La BBC nel frattempo ha riportato altre 2 cose che ha detto Trump. La prima è che per lui non è un problema se gli alleati dialogano con la Cina. Nessuno può competere con noi, penso che faremo anche un buon accordo con i cinesi, quindi questa è anche conciliante nei confronti di Xi Jinping. Quanto alla Meloni, le è stato chiesto, ma se oggi non ottenete l'accordo, che fa? L'Europa piglia e alza i dazi? Lei ha detto: ho fiducia che ci sarà un accordo tra gli Stati Uniti e l'Europa, il mio scopo, lo scopo della mia visita è di lavorare assieme e di invitare Trump
in Italia, dove spero di organizzare un meeting tra Trump e l'Europa. Penso che il modo migliore sia che parliamo francamente sui bisogni che ognuno di noi ha e trovarci a metà strada, dice ancora la Meloni. Qui siamo oltre, cioè qui siamo oltre le von der Leyenate e tutta quella roba là. Questa sta agendo, la Meloni agisce veramente da leader dell'Europa, come vedete. Un invito a Trump perché venga in Italia e perché ci sia un dibattito con i leader europei, ci sia un incontro con i leader europei. Se permettete, questa è avere una statura internazionale. Trump dice ancora, nel chiudere appunto la parte pubblica di questo incontro con la Meloni, dice ancora la BBC, Trump ha aggiunto, penso che avremo pochissimi problemi nel fare un accordo con l'Europa o con chiunque altro, perché noi abbiamo qualcosa che vogliono tutti. Sapete che cosa significa? Che noi avremo veramente pochi problemi. I reporter poi sono stati allontanati dalla stanza dal momento che sono cominciati i colloqui privati tra Trump, la Meloni e le loro delegazioni in quel di Washington. Allora io direi che, siccome presumo si parlava di un colloquio per le 19, ma presumo che slitterà per un po', possiamo andare col primo faccia a faccia di questa sera. Io ho il piacere di aver ascoltato quest'oggi Valentina Iannaco, che ha scritto un libro sul femminicidio della povera Anna Borsa, uccisa 3 anni fa in quel di Salerno. State a sentire che cosa ci siamo detti. Dopodiché, quando questo faccia a faccia sarà finito, molto probabilmente saremo in grado di raccontarvi anche il colloquio poi di nuovo, nuovamente pubblico tra Meloni e Trump, che adesso stanno discutendo in privato con le loro delegazioni. Ragazze, andate pure. Allora, la mia prima ospite di questa sera qui a Zoom, la vedete già inquadrata, è Valentina Iannaco. Lei è una web copywriter, ma è anche una scrittrice. Ha appena pubblicato per Armando Editore, lo vedete qui sullo schermo, Avevo gli occhi belli, storia di Anna Borsa, vittima di femminicidio. Io la voglio ringraziare perché ho avuto la possibilità di sentire parlare di lei dalla nostra preside pittrice Anna Maria De Luca e in particolare so che lei è stata a fare, diciamo così, un incontro con gli studenti del liceo Montessori di Roma. Ovviamente sta facendo dei giri di promozione del suo volume, anche perché il suo volume è un volume che racconta una storia da non dimenticare, è una testimonianza molto forte. Intanto, buonasera, benvenuta qui a Zoom. Senta, ma perché ha deciso di raccontare questa storia? Buonasera e grazie per l'invito. Innanzitutto spiego il motivo per cui ho scritto questo libro. Io sono originaria dello stesso paese di Anna Borsa, cioè di Ponte Cagnano, però non ho mai conosciuto né Anna né la sua famiglia. Quando è successo questo terribile episodio, io mi trovavo a Roma, perché io vivo a Roma, e Sì. quindi lessi della storia sui social e iniziai a seguire la storia attraverso i giornali. L'anno dopo ho contattato il fratello di Anna, che è Vincenzo, sia nel mese di agosto 2023 che a gennaio 2024, quando lui ha fondato l'associazione Anna Borsa. In queste 2 occasioni l'ho contattato perché volevo fare 2 donazioni. La prima per il murale, che adesso è stato fatto qui alla stazione di Ponte Cagnano e ritrae il volto di Anna, e poi per l'acquisto di una maglia che raffigura appunto i suoi occhi. E abbiamo iniziato a sentirci, però io volevo fare qualcosa di più per onorare la memoria di questa ragazza, e un giorno gli dissi: guarda, io sono una web copywriter, cioè io scrivo testi per i siti web. Che ne dici se scrivessimo un libro sulla storia di Anna? E lì, insomma, è iniziata la nostra avventura. Ecco, che appunto, diciamo per me... perché Anna Borsa chi era soprattutto? Anna Borsa era una ragazza di 30 anni, che faceva la parrucchiera.
e il 1° marzo 2022 è stata uccisa dal suo ex compagno. Questo ex compagno l'aveva lasciata qualche mese prima, era scomparso per alcuni mesi dalla circolazione ed è magicamente ricomparso dopo che Anna ha iniziato a conoscere nuove persone, usciva in un nuovo gruppo, fatto anche di ragazzi, tra cui probabilmente uno che avrà fatto scattare la sua gelosia ossessiva, che lo ha portato a fare tutto quello che purtroppo, se digita sui motori di ricerca la parola stalking, si legge. È vero. Minacce, telefonate ai familiari, a lei anche nel cuore della notte, pedinamenti, ha fatto di tutto. Quel 1° marzo lui si è presentato al salone dicendo che sarebbe partito. Anche Anna doveva partire dopo la giornata di lavoro per stare semplicemente 10 giorni dalla zia a Salerno, quindi voleva concedersi questo, diciamo, momento di distacco da Ponte Cagnano, che dista 15 minuti di macchina, insomma, per stare un po' da sola. E lui si presenta lì dicendole che voleva farle vedere un qualcosa. Anna cercava di mandarlo via, dicendogli: guarda, non è questo il luogo, sto lavorando, non è il modo, non possiamo parlare qui. Alla fine della storia lui esce, va via, incontra anche sua mamma, la mamma di Anna, in quel momento, sale in macchina, fa il giro dell'isolato e ritorna al salone, continuando a dirle di volergli fargli vedere questa cosa. Nel momento in cui Anna va nello sgabuzzino a lavarsi le mani, arriva lui e le spara un colpo di pistola alla tempia. Ecco. Quindi questo purtroppo è la storia che si può leggere su tutti i giornali, perché su tutti i quotidiani, questa è la cronaca. Diciamo che il mio libro va oltre questo, perché come io ho detto a suo fratello Vincenzo quando gli ho proposto di scrivere questo libro, io volevo onorare la memoria di Anna mettendo in gioco la mia competenza, che è la scrittura, per far fare a questa storia un patto con l'eternità, per far capire chi era veramente Anna, al di là di quello che si legge sui giornali, e soprattutto per sensibilizzare l'opinione pubblica in modo più incisivo su questo tema così attuale della violenza sulle donne, che purtroppo è all'ordine del giorno ormai. Io ho voluto usare questa storia, ho voluto parlare di questa storia, che è una storia vera, per far capire cosa c'è dentro queste storie, dietro, cosa c'è oltre queste storie, perché oltre Anna adesso c'è una mamma, un papà, un fratello che non vivono più, perché è stato tolto loro il fiore più bello. E quindi purtroppo noi siamo abituati sempre a sentire l'ennesimo caso di femminicidio, no? E non ci soffermiamo mai a capire cosa c'è veramente in queste storie e cosa c'è dopo. Purtroppo cambiano solo i nomi: Anna, Chiara, Ilaria, Giulia, Marzia. E una volta fatta la cronaca, diffusa la cronaca, per molti di questi casi si spengono i riflettori e si va avanti, non si sa più niente, finisce tutto. Io con questo libro volevo far capire come si sente una donna vittima di queste violenze e qual è tutto l'iter che vive, anche se purtroppo ci sono parole che Anna si è portata via con sé e non sapremo mai, nonostante sia stata io in questo libro a dare ad Anna le parole che non ha mai detto. Perché diciamo, questo libro non l'ho scritto da sola, nel senso, mi spiego. Vincenzo mi ha chiesto di coinvolgere altre 7 persone per farmi parlare di Anna. Quindi io ho parlato con gli zii, con la migliore amica, anche con il titolare
del salone dove è avvenuto questo femminicidio. L'ho fatto sempre a telefono. Io di queste 7 persone non le conosco ancora neanche tutte di persona, ma la cosa straordinaria di questo libro è che queste persone, a distanza di 300 chilometri, mi hanno aperto le porte delle loro vite, mi hanno fatto entrare nel loro dolore, hanno pianto, hanno parlato con me e mi hanno raccontato tante cose di Anna. Perché diciamo questo libro si sviluppa in 3 capitoli principalmente. Sì. Il primo, che si chiama Cuore Verde, che è il simbolo, diciamo, che Anna aveva con suo fratello, e che parla un po', ecco, dell'infanzia di Anna, della sua passione, del suo carattere, quindi delinea un po' la persona che è stata. Il secondo capitolo, che si chiama Lui, riferito purtroppo al suo assassino, che nel libro non viene mai nominato, non viene fatto mai nome né cognome, e parla appunto di come è nata questa conoscenza e purtroppo come si è evoluta fino al giorno prima della morte di Anna. E l'ultimo capitolo, che si chiama appunto 1 marzo 2022, che parla appunto di quel giorno lì. E contiene anche tutte le parole di Anna, perché questo libro è in prima persona, come si legge dal titolo, no? Sì. Quindi Anna si racconta, ma non solo, parla anche dopo il 1 marzo a tutte le persone, un po' quelle che hanno parlato con me, ma anche ad altre. E infine, oltre alla storia di Anna, ci sono 2 appendici. La prima è scritta da un professore di un istituto di scuola superiore di lettere e storia, e che parla appunto dell'importanza di parlare della violenza sulle donne nelle scuole. E l'ultima appendice è un excursus sull'evoluzione normativa delle tutele a favore delle vittime di violenza. Quindi questo libro, diciamo, è molto complesso, molto articolato, pur nella semplicità della scrittura. Ecco, io questo libro l'ho letto, sì, può essere considerato anche un lungo monologo che Anna fa da uno spazio fuori dal tempo, da uno spazio astratto e, diciamo così, lei, in un certo senso, è come se rivedesse se stessa in questo film. 2 cose mi hanno particolarmente colpito, al di là del cuore di questa ragazza, i suoi sogni, le sue speranze, questa famiglia molto unita e così via. La prima è l'estremo senso di solitudine. C'è una solitudine pinnacolare, verrebbe quasi da dire, di Anna, che addirittura negli ultimi 15 giorni della sua vita, finisce per rinchiudersi in casa, non uscire più, sapendo che il suo assassino è in giro, la cerca, la tormenta. La seconda cosa, è che in questa storia non c'è nessun principe azzurro che va a salvarla, perché non c'è stato nessuno che l'abbia fermamente convinta a sporgere denuncia contro il suo assassino, perché quando questo è avvenuto, la violenza di lui, l'abuso verbale, le minacce, eccetera, eccetera, l'hanno convinta a non procedere oltre. I genitori hanno cercato di far intervenire i carabinieri, ma questi sono reati a tutela, scusate, a querela del diretto interessato, in questo caso della povera Anna, e in pratica nei fatti nessuno l'ha aiutata. Nessuno l'ha aiutata perché nessuno ha messo in moto quella macchina di Stato che avrebbe dovuto invece difenderla, proteggere e tutelare. E allora c'è qualcosa che non va in tutto questo, c'è qualcosa che manca. E poi questa falsa promessa: me ne sto andando a Milano, passo, ti saluto per l'ultima volta, me ne vado, ti faccio vedere una cosa. Anche questa ipocrisia di fondo quasi bambinesca, quasi come vieni qui che non ti faccio niente, no? E poi alla fine muore. Lui che tenta di ammazzarsi e non ci riesce. Ecco, ma perché non abbiamo potuto salvare Anna? Guardi, di questo ne ho parlato anche al Liceo Montessori di Roma, dove la professoressa De Luca mi ha invitato e che ringrazio tantissimo.
e ne ho parlato anche l'altro ieri in un istituto superiore qui a Salerno, dove sono stata invitata. Allora, quello che ha fatto Anna e che purtroppo, e dico purtroppo, è un atteggiamento molto comune a tutte le donne vittime di violenza, è quello di rinchiudersi in se stesse, ok? Anna ad un certo punto ha detto: io non esco più di casa perché sono il male di tutti. Quindi, dal momento che Anna temeva che il suo assassino si potesse vendicare sulla mamma, sul papà, su suo fratello, addirittura sul suo cane, ha detto: adesso mi chiudo in casa, tanto gli passa. No, purtroppo io quello che ho, il mio parere personale, insomma, quello che ho diffuso in queste, soprattutto in queste 2 scuole, è stato questo. Cioè io da questo libro, da questi racconti, ho concluso una cosa. Cioè, io penso che la donna debba prima pensare a salvare se stessa per amore di chi la ama veramente. Perché questo, diciamo, innato altruismo che abbiamo, questo innato senso di protezione che abbiamo verso chi ci ama, dovrebbe essere la nostra forza. Cioè, se Anna avesse trovato la forza di chiedere aiuto, prima anche magari a un'amica, ma poi a chi veramente aveva le competenze per aiutarla, perché da queste cose un altro errore enorme che fanno queste donne, non si può uscire da soli, non ce la si fa. Non è una cosa che si può risolvere da soli, servono le persone qualificate che possano aiutarle ad uscire da questo tunnel. Quindi il primo passo è cercare la forza di chiedere aiuto per salvare se stesse, per l'amore di quelle persone che davvero contano nelle loro vite. Io ho avuto anche il piacere a Roma di presentare il libro insieme ad Elisa Ercoli, che è la presidente di Differenza Donna, che è Sì. una delle più grandi associazioni in Italia a tutela delle donne vittime di violenza. E lei mi ha confermato che purtroppo questi atteggiamenti sono comuni, i segnali d'allarme di una relazione tossica sono quasi sempre gli stessi. L'iter che fa l'abusante è sempre quello: telefonate, pedinamenti. Quindi forse questo termine non è neanche giusto, ma è facile adesso capire quali sono questi segnali. Allo stesso tempo è molto difficile per chi ci sta dentro, perché noi lo possiamo dire guardando da fuori, no? Però veramente, cioè, io penso che se la donna riuscisse ad avere la forza di pensare a salvare se stessa, allora potrebbe intercettare anche questi segnali di relazioni tossiche, perché spesso un'altra cosa che accade è che la donna scambia per amore quello che in realtà è semplicemente una forma di manipolazione e di sottomissione, fatta di atti di possesso e sopraffazione. Per esempio, quest'uomo è ritornato da quei mesi di assenza perché era geloso, perché Anna non doveva essere di nessun altro, nonostante Sì. lui l'avesse lasciata. Questo tipo di gelosia non è amore. Se un uomo dice a una donna: tu non ti devi vestire così, non è amore. Tu non devi andare a trovare tua mamma e tuo padre, non è amore. Non devi uscire con le tue amiche, ma solo con me, non è amore, capito? Quindi sono tanti segnali che cioè, possono portare una donna ad attenzionare questa relazione. Valentina, che cosa resta dopo? Dopo resta la speranza che qualche donna, leggendo, io parlo del mio libro, ma anche per quanto riguarda l'associazione fondata dal fratello di Anna, qualcuna, vedendo e leggendo ciò che è successo, possa trovare la forza per salvarsi. Resta la voglia di tentare di salvare qualcun altro al posto di Anna che non si è riuscita a salvare, secondo me. E tutto questo
Guardi, paradossalmente è il nome dell'amore, perché quello che ci può salvare dalla violenza sulle donne è l'amore. Quindi l'amore vero, quello genuino. E soprattutto un'altra cosa che veramente io ho invitato i ragazzi a fare attenzione è imparare a gestire un rifiuto. Se c'è anche un modo, anche mettersi da parte in una relazione è un modo per voler bene a una persona. Se una È persona vero. dice non ci voglio stare con te, va bene così. Io stessa, dicevo anche ieri a un'altra presentazione, sono stata lasciata pure io. Chi non è stato lasciato? Può capitare. Però, nonostante io avessi provato a dire vediamo se riusciamo a stare insieme, vediamo se la storia può continuare, ma mi è stato detto no, allora io ho spento il cuore e acceso il cervello, ho detto ok, fermati, perché adesso tu devi fare un'opera di autoconvincimento e ti devi fermare. Ferma la mano sul telefono, non andare a casa sua, ti devi stare ferma, non ti vuole. Basta, va bene così. Perché l'amore non si può elemosinare né tantomeno pretendere. Esatto. Esattamente. Elemosinare è disonorevole, perché vuol dire sminuirsi. Sì, Insistere è offensivo, perché comunque è diventa un proprio egoismo e non la capacità di ascolto degli altri. Quindi a maggior ragione questo è. Ecco, mi viene in mente, in Calabria noi diciamo con un certo fatalismo che la pena è di chi muore, e qui la pena di chi è? a volte la pena è anche di chi resta, perché purtroppo io parlo di chi resta nel senso delle persone vicine ad Anna, purtroppo, perché il loro messaggio è questo, cioè il loro immenso dolore è l'aver perso una persona in questo modo così violento, quando poi si potevano trovare tante altre strade, perché da questo genere di violenza non si torna indietro, non si torna indietro. Perciò diciamo che è un senso di a volte anche rimpianti, ecco, magari un genitore in modo innato, quando succedono queste cose, si sente doppiamente colpevole, no, in primo luogo perché pensa sempre che avrebbe potuto fare qualcosa per salvare il figlio, perché un figlio che muore prima di un genitore non è biologico. No. No. Pensi, non esiste, perlomeno io non l'ho trovato, un termine che indichi un genitore che ha perso un figlio. Non esiste. È Cioè vero. esiste l'orfano, ma non esiste un genitore il nome di un genitore che ha perso un figlio. Vabbè. È proprio per questo. E in secondo luogo perché, ripeto, anche in modo innato, incosciente, si sentono colpevoli del fatto che loro hanno ancora altri anni davanti. Capito? Quindi prima di provocare tutto questo dolore, perché una persona che uccide un'altra non ha ucciso solo una persona, ne ha uccise tante altre, oltre che se stesso, no? Parliamoci chiaro. Anche purtroppo chi commette questi femminicidi, questi delitti, ha commesso un delitto anche su se stesso, perché adesso nulla sarà più come prima. Eh beh, certo. Quindi la colpa è anche di chi resta per tanti motivi. Valentina, che cosa le dicono i ragazzi quando presenta il libro? Guardi, in queste 2 scuole dove sono andata sono rimasta molto colpita dall'attenzione silenziosa di questi ragazzi che ascoltavano la storia di Anna, ascoltavano le parole mie e anche del fratello che è stato con me a Salerno, però a Roma ero da sola, perché io, come sto parlando con lei, così dicevo a loro, nel senso io facevo capire che questa è una storia che può succedere a chiunque. Purtroppo Anna, il giorno prima di morire, ha detto a sua zia: "Non mi torcerebbe mai un capello perché mi ama troppo". E non va bene, questo non è amore, capite? Cioè, Sì. capisci? Questo è il grosso problema.
e questa cosa veramente può succedere a qualsiasi persona, perché e il problema è anche molto culturale, nel senso, Anna, io faccio l'esempio di Anna, a un certo punto aveva sbiadito, diciamo, i suoi confini personali, faceva confusione di cosa tutto sommato poteva starci, di come un partner possa essere imprevedibile dopo la fine di una storia, ma fino a che punto certi comportamenti ci possono stare? Sono giustificati? Bisognerebbe vedere, cioè mettere anche dei paletti dal punto di vista culturale, perché una persona che dopo essere lasciata ti insiste a telefonare, insiste, non può essere giustificato col fatto, vabbè, è triste. No, si deve fermare e basta. Però allo stesso modo, ripeto, non è facile neanche per una donna che vive questo fare una denuncia. Non è facile, perciò serve una grande forza. Per concludere, ringraziandola del suo tempo e della sua cortesia. Grazie a lei. Si figuri, siamo qua per cercare di raccontare delle storie utili e possibilmente interessanti per chi ci ascolta, e credo che questa sia una storia estremamente importante. Come si può aiutare le tante potenziali Anna che ci sono in questo paese? Come si può onorare la memoria di Anna? So che esiste un'associazione, se non sbaglio, che porta il suo nome, e infine che cosa farà lei domani? Allora, guardi, questa è una bella domanda ricca di risposte. Io attraverso questo libro l'ho proprio scritto che spero veramente che se ci fosse anche solo una donna che leggendo questo libro riuscisse a cogliere i segnali all'interno del suo vissuto di una relazione potenzialmente pericolosa e riesca a liberarsene, allora vuol dire che una speranza di salvezza esiste. Allo stesso modo io spero e mi auguro che magari un qualche lettore conosca una donna che sta vivendo le stesse tribolazioni che ha vissuto Anna, e io parlo del mio libro, leggendo magari questo libro possa trovare la forza per aiutarla, per starle vicino, perché questo, diciamo, è lo stesso obiettivo dell'associazione, cioè quello di, attraverso le testimonianze del fratello Vincenzo, cercare di smuovere le coscienze, far capire, vedete che qua chi resta vive in un dolore indicibile, perciò prima che sia troppo tardi cercate di salvarvi. Allo stesso modo, per salvarsi, io penso che una donna innanzitutto non debba essere lasciata sola, perché per fare il primo passo per salvarsi ha bisogno di un supporto, voglia essere prima quello di un amico, di un genitore, di un parente, ma poi soprattutto deve rivolgersi a chi ha le competenze per poterla tirare fuori da questo tunnel. E meglio non si poteva dire. Valentina Iannaco, Avevo gli occhi belli, storia di Anna Borsa, vittima di femminicidio. Grazie. Grazie a lei, grazie a tutti voi. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Antonino, a te la linea. Grazie Natalia. Allora, questo rumore di sottofondo, non so se lo sentite. Ecco, questo è il silenzio che si è fatto nel Rose Garden davanti appunto allo Studio Ovale, dove c'è questo Marine sotto gli occhi di tutto il mondo in alta uniforme. Poco fa si è dato il cambio con un altro collega. E praticamente niente, in questo momento Giorgia Meloni e Donald Trump, dice la BBC, sono a pranzo, poi avranno l'incontro privato, per cui molto probabilmente noi non saremo in grado di darvi gli esiti di questa conversazione, ma certamente poi domattina avrete tutto il resoconto nella rassegna stampa. Ci sarà, credo, tra un po' un intervento del nostro direttore Giovanni Sallusti sul sito della radio, radiolibertà.net, che vi ricordo essere un bellissimo giornale online. Quindi
compulsate radiolibertà.net tra un pochino. Allora, riassumendo quindi in breve, la Meloni ha detto che al prossimo vertice NATO l'Italia annuncerà il 2% di PIL investito nella difesa. Per riassumere, l'incontro è cominciato circa un'ora fa, i due, Trump e Giorgia Meloni, sono apparsi entrambi a loro agio e in ottimi rapporti. Trump ha salutato la Meloni con molto calore, l'ha definita un grande primo ministro, ha ricordato la loro amicizia. La Meloni ha detto di essere fiduciosa che otterrà un accordo con Trump sulle tariffe, anche se Trump poi ha detto che in ogni caso non c'è tutta sta fretta di arrivare, di annunciare accordi quest'oggi. Trump ha detto in ogni caso che non ci saranno grossi problemi per raggiungere questo accordo, che 100% sicuro si farà, e la Meloni lo ha invitato in Italia per una visita di Stato e per incontrare gli altri capi di Stato europei. Inoltre Trump ha detto che tutto il mondo vuole negoziare con loro, con l'America, e in particolare si dice sicuro che la Cina farà un buon accordo con gli Stati Uniti d'America. Questo è quanto. Adesso noi passiamo al secondo faccia a faccia di questa sera. È giovedì, con noi c'è sempre la nostra preside pittrice Anna Maria De Luca. Vediamo che cosa è successo questa settimana con il concorso per i segretari scolastici, con il suo corto che ha ricevuto una menzione speciale al Festival Spiragli, un festival dedicato al cinema che si occupa dei problemi mentali, e poi ancora le vacanze pasquali, la scuola e molto altro. Alla fine di questo faccia a faccia, salvo eventuali sorprese da parte della coppia Meloni-Trump, ci saluteremo con Lucio Battisti, Don Giovanni del 1986. Grazie per essere stati con noi, appuntamento domani alle 17:30 con Chilometro Zoom e con l'immenso Lorenzo Viviani. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. E allora, questa sera un po' tra viaggi e intemperie, ma io la ringrazio sempre per la sua cortesia e disponibilità, la nostra cara preside pittrice, nonché anche, posso dirlo, insomma, documentarista e regista Anna Maria De Luca, che peraltro è appena fresca di una bella menzione ricevuta al Festival Cinematografico Lo Spiraglio, dedicato ai problemi inerenti alla salute mentale, per un lavoro di denuncia ma delicato, fatto sempre col suo stile, quindi poi se vuole ci può anche dire su che cosa. Ecco, noi la ritroviamo anche questo giovedì per continuare a parlare di scuola. Anna Maria, intanto complimenti per la menzione. Grazie, bentrovati. Ecco, il cortometraggio lo vogliamo ricordare un attimo su chi era, perché è una persona che è stata molto, lo possiamo dire, che ha lasciato un'impronta importante nella tua vita. Sì, nella mia sicuramente, e spero che possa lasciare qualcosa anche alle persone che lo conosceranno tramite il documentario. Lui si chiamava Alberto Paolini ed era un bambino quando qualcuno decise che per il giubileo del 50 sarebbe stato meglio liberare le strade dai bambini poveri e dagli orfani che avrebbero fatto fare brutta figura alla città. E quindi questi bambini vennero messi negli orfanotrofi e lui era uno di questi. Un giorno arrivò una signora ricca che aveva fatto un voto alla Madonna, aveva deciso di adottare un bambino povero, ma non voleva un povero qualsiasi, voleva un povero senza nessuno. E quindi gli presentano Alberto. Lo porta a casa, dopo un poco tempo lo riporta indietro perché dice che è poco loquace, non è tanto di compagnia, però poi, giustamente Alberto spiegava che nell'orfanotrofio loro erano costretti a stare in silenzio, altrimenti prendevano le botte, quindi il suo essere silenzioso è perché veniva da anni di orfanotrofio dove i bambini avevano anche paura a parlare, no? In realtà lui era molto loquace. E quindi l'ha riportato indietro. Le suore non lo hanno rivoluto, perché una volta che si liberavano dei bambini non li riprendevano più, e quindi la benefattrice, come la chiamava lui, ha pensato bene di sbarazzarsene chiudendolo nel manicomio di Roma, Santa Maria della Pietà, senza una diagnosi, perché lui era sanissimo.
e quindi è rimasto chiuso lì per tutta la vita, in sostanza, fino a che Basaglia poi ha aperto i manicomi e lui è andato a vivere in una casa dell'ASL dove ha cominciato a fare una vita più o meno normale. E quindi io poi ho avuto modo di conoscerlo durante la presentazione del suo libro che si chiama Avevo solo le mie tasche, perché lui nel manicomio non poteva avere nulla, aveva solo le tasche, quindi siccome era un poeta scriveva questi pensieri e stretti stretti, no? Quella scrittura piccola piccola in modo tale da poter scrivere il più possibile su questi foglietti che aveva a un certo punto scoperto che un altro ricoverato portavano i grissini e dentro i grissini c'era un pezzettino di carta bianca dove si poteva scrivere. Allora lui prendeva questi pezzettini e li usava per scrivere, poi li arrotolava nelle tasche, poi ogni tanto gli infermieri li trovavano, glieli buttavano. Poi a un certo punto raccolse tutti questi frammenti e fece questo libro meraviglioso che vi consiglio di leggere. E quindi lo conobbi a questa presentazione nel 2017 e non l'ho lasciato più Antonino perché, cioè, ma non io, tutti quelli che lo conoscevano si innamoravano di lui, no? E quindi siamo diventati amici, lo andavo a trovare, l'anno scorso l'ho portato al Santa Maria della Pietà a fare una passeggiata per fare da guida turistica agli studenti di psichiatria, lui che spiegava ai futuri psichiatri come funzionava il manicomio, tutti i vari padiglioni, fino a che poi si è rotto il femore in autunno, scivolando a casa e ironia della sorte l'hanno riportato di nuovo al Santa Maria della Pietà, che adesso è diventata Antea, che è una clinica per le cure palliative. E quindi praticamente si è chiuso il cerchio, no? A quel punto io non sapevo più che fare, anche perché non essendo una parente diretta non avevo voce in capitolo, allora ho scritto al Papa. Non sapevo che anche il Papa stesse male, ho scritto al Papa dicendogli tutta questa storia è iniziata con un giubileo con un altro Papa, adesso c'è il giubileo, Papa sei tu, e visto che sei così straordinario nel prenderti cura degli ultimi, sei così delicato nel tuo modo di essere Papa, fai qualcosa anche per lui, non so, una lettera, una parola, vai a trovare. Ma io non sapevo che anche il Papa stesse male, no? E poi il Papa ha risposto con una lettera bellissima dedicata a me e ad Alberto, solo che questa lettera è arrivata il giorno del funerale. Quindi io sono tornata dal funerale e ho trovato la lettera nella posta. E quindi insomma è andata così. Allora non sapevo più cosa fare, ho fatto un documentario, io l'avevo detto ad Alberto negli ultimi giorni in clinica, stavo facendo un documentario su di lui e lui era contento, no? Perché io gli avevo promesso che avrei fatto in modo di farlo conoscere a chi non l'aveva conosciuto, di portarlo dove non era mai stato e lui è sempre stato chiuso. E quindi ho pensato sì, che io racconto la sua storia può avere un senso, però il senso vero è che lui racconti, cioè che lui racconti con i suoi occhi, con la sua voce, col suo viso, che lui arrivi direttamente alle persone, no? E allora ho pensato di fare un documentario piccolino, sono 11 minuti, dove lui si racconta. E al Festival della Salute Mentale, al Maxi, questo weekend è piaciuto, insomma, l'hanno premiato, ha ricevuto una menzione speciale della giuria e sono contenta perché le persone erano emozionate, alcuni lo conoscevano perché lui abitava a Roma e altri no, però insomma vedo che sta girando, già me l'hanno chiesto anche in altri festival, quindi insomma sono contenta che lui riesca ad arrivare dove non è arrivato in vita, cioè bloccato in vita, spero che ora invece possa volare in giro per l'Italia, anche all'estero, ora che è finalmente libero davvero, no? Ecco, io vi invito a interessarvi di questa storia, di questo corto e di questa figura, perché con Anna ne abbiamo parlato insomma in separata sede in altre occasioni. La cosa più importante, quella che più mi ha colpito, devo dire la verità, e che riverbera anche nella voce che Anna usa mentre parla, è proprio questo, è una storia di dolore, sì, ma è un dolore di un mite, è un dolore composto di, lo possiamo dire, anche di bontà. Perché, per Sì, esempio, non c'è mai una parola contro chi gli ha fatto del male, contro chi ha fatto del male ad Alberto, non c'è mai niente di tutto questo. Però Anna ha saputo accompagnare tutto questo con una narrazione altrettanto mite, ma di dignitosa e composta denuncia. E credo che questo tocchi
il cuore di chi vede quest'opera e di chi ne ascolta le parole, e per questa a maggior ragione le sono grato. Anna, Grazie. prego, figurati. Grazie Senti, che ne parli, perché anche tu parlandone lo stai portando in giro in questo momento, no? ma Quindi facciamo la radio per stai- questo, se no sai che cosa gliene frega alla gente di quello che ho mangiato io ieri sera. Parliamo di cose serie, che queste sono cose serie, mia cara. Adesso però passiamo a Sì. cose un po' più amene, diciamo così. Mm. Una ondata di bocciature tale che leggevo nei giorni scorsi, tra l'altro c'è stata la proposta di chiedere al povero Valditara di abbassare anche la soglia minima per essere promossi da 42 sessantesimi a 36 sessantesimi. Che concorso era? Allora, quello SGA, che sarebbe il direttore dei servizi generali ed amministrativi, quello che è un segretario, no? Che oggi Sì, è un ruolo molto importante, perché si occupa in sostanza di tutta la parte gestionale economico della scuola, che essendo diventata una realtà molto complessa, ha bisogno di competenze giuridico-economiche molto molto particolari, no? Quindi è un lavoro che è in teoria sottoposto al dirigente scolastico, ma in realtà è parallelo, perché è come se la scuola avesse due dirigenti, no? Il dirigente scolastico e il DSGA, che è un po' anche imbarazzante il rapporto con il DSGA, perché è sotto il dirigente, ma è importantissimo. Quindi per me è alla pari, cioè lo tratto alla mia la tratto una donna molto brava, una ragazza giovane, quindi come dire, è una di quelle cose che andrebbe un po' rivista nelle scuole, no? Perché è un ruolo talmente importante che non può essere relegato ad un ruolo secondario. Quindi insomma finalmente c'è stato questo concorso, che sai che c'è una grande ondata di concorsi con questo, cioè insomma da quando c'è Valditara sono usciti fuori una valanga di concorsi nella scuola. C'erano, per fartela breve, 1435 posti a bando e i candidati, 9.000, considera 29.000 domande, 9.000 persone che si sono presentate sì. e i posti erano 1435. Però in sostanza pochi lo hanno superato, perché pare che questi test fossero troppo difficili. Adesso io non lo so, perché chiaramente non l'ho fatto e non ho visto i test, però non andranno, cioè, c'è il rischio che rimangano dei posti scoperti. E quindi alcuni chiedono che si abbassi la soglia, come dicevi tu, la soglia minima per accedere all'orale, no? Che Sì. adesso è 42 e vorrebbero che arrivasse a 36. Però insomma io non credo che sia possibile legalmente fare una cosa del genere, perché il concorso è stato bandito, cioè cambiare un bando dopo che il concorso è stato fatto, poi non so, legalmente magari un modo si potrà trovare, però la vedo molto 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 difficile, quasi impossibile. Cioè, non sono un giurista, ma non so se poi i giuristi riusciranno a inventare qualche soluzione architettonica, può essere anche, ma occhio e croce direi che è impossibile cambiare un bando dopo che il concorso è stato già in parte espletato. E non Penso so anch'io. perché non hanno passato il concorso, veramente, non riesco. Perché allora il punto è anche questo, che allora, ci sono due modalità di fare questi test, no? Una che esce la batteria delle domande, non so, una batteria di 5.000 domande, e poi tra quelle 5.000 domande vengono sorteggiate le 100 del concorso. Allora uno si prepara su quelle 5.000 domande, no? Tu cioè, parlando per assurdo potresti anche imparare a memoria tutte e 5.000 e sicuramente quelle che usciranno le sai, perché rientrano in quelle 5.000. Questo è un concorso senza la batteria, cioè non è uscita la batteria delle domande, quindi è random, no? Non sai che domanda ti puoi trovare, quindi sicuramente aumenta la difficoltà. Però è anche vero che le materie sono quelle, quindi se uno studia in teoria dovrebbe passarlo. Quindi non so perché sia andata così, non lo so, però credo che sia molto difficile poter dire sì alla richiesta che loro stanno ponendo, cioè di variare appunto la soglia di accesso. Pure io avrei voluto l'abbassamento della soglia d'accesso in matematica al liceo, visto che ero uno zero conclamato.
Vabbè, una soluzione giuridica si troverà, probabilmente rifaranno il concorso, evidentemente, insomma, cercheranno di trovare una soluzione. Certo, certe volte veramente verrebbe da andare dal ministro Valditare e dargli una pacca sulle spalle e dirgli: capiamo la tua difficile situazione, perché in effetti fare il ministro della pubblica istruzione in questo momento storico non deve essere una cosa molto facile, visto ciò che accade. E a proposito di pubblica istruzione e No, ma guarda, Antonino, hai ragione. Allora, il ministro dell'istruzione è sempre stato quello più attaccato, quello più in prima linea, in generale in tutti i ministeri, ma quello che è successo con Valditara io non lo ricordo mai. Cioè la violenza degli insulti, degli attacchi che lui ha ricevuto anche nelle piazze, assolutamente ingiustificati poi, veramente non ha precedenti. È sicuramente un ministero importante, il MIM è il più grande datore di lavoro d'Italia, però c'è tutta questa violenza sociale, no? Che si va a scatenare sul Ministero dell'Istruzione. Non è proprio giustificabile, perché è un lavoro difficilissimo. Tu erediti una situazione atavica, no? Tutti i ministri precedenti hanno portato alla situazione di oggi, ok? Quindi tu oggi devi risolvere quello che trovi, no? Questo è lo status quo. La bacchetta magica chiaramente non ce l'ha nessuno. I processi nella scuola sono processi molto lunghi, quindi tu fai una riforma oggi, i risultati li vedrai, comincerai a vederli forse fra 5 anni, no? Quindi anche quando si prende la strada giusta, non hai neanche la soddisfazione di avere subito il ritorno di risultato, perché ci sono tempi lunghi, no? Certo. Poi è proprio un ministero cruciale per il paese, perché c'è una correlazione strettissima tra la capacità tra il PIL di un paese e la capacità dei suoi cittadini di essere veramente cittadini consapevoli, con una scuola che funziona. Cioè i successi scolastici, no? Sono strettamente legati al PIL. Tu lo vedi anche, per esempio, questi ragazzi che arrivano da paesi anche difficili, quanto sono bravi in matematica, in fisica, nelle tecnologie, no? Sono loro che fanno schizzare al PIL del paese. Quindi la scuola è cruciale per l'economia, cioè non è una questione retorica, la scuola è importante, è proprio una questione economica, cioè la scuola è veramente importante concretamente nei numeri, non nella filosofia, proprio anche nella filosofia chiaramente. E quindi è lì che bisognerebbe investire le maggiori risorse. Il ministro dell'istruzione è il ministro centrale, invece sempre la politica ha considerato l'istruzione come periferica, più importanti gli interni, gli esteri, la difesa. È proprio ribaltato il paradigma, no? Sì, decisamente. Decisamente. È proprio quello il ruolo che costruisce il futuro del paese. E Valditara lo sta facendo benissimo. Cioè, però la gente lo sa, ed è per questo che è il ministro più attaccato. Perché è lui veramente che ha le chiavi del futuro. No, ma anche perché è uno dei pochi ministri negli ultimi 40 anni che ha insegnato effettivamente, che è un professore per davvero. Io ricordo quando eravamo adolescenti, presero uno che era ingegnere, lo mandarono a fare il ministro dell'istruzione. Che ne poteva sapere l'ingegnere dei problemi della scuola italiana? Insomma, poi abbiamo avuto vari personaggi che non stiamo nemmeno ad enumerare, insomma, che sono stati francamente così, riforme, buone scuole, banchi a rotelle, di tutto e di più. E quella che fece i banchi a rotelle aveva pure vinto il concorso per preside, non lo dico per polemica, sia chiaro. Però no, aspetta, da ministro l'ha vinto. Ecco, grazie per la precisazione. Grazie per avermi dato questo ulteriore chiarimento. Ma ha vinto dopo. Ecco, per cui non aggiungo altro, per carità di patria. Invece t'ho vista, perché io ti seguo ovviamente nelle cose che fai, e ho visto che sei stata... Sì, ma non sono uno stalker, precisiamolo, lo diciamo in diretta. Perché no, vero, confermo, assolutamente ecco, no. Non telefono all'1 di notte, non mando messaggi, non faccio niente. No, che cavolo, non fatelo nemmeno voi, tra parentesi, questo lo diciamo in maniera seria, rispettate le donne e non fate cazzate. Detto questo, t'ho vista invece a un convegno sulle scuole di paese.
Mi hai fatto pensare a un bel edificio bello grosso che ora credo sia vuoto e inutilizzato, che c'è a Triparni, frazione di Vibo Valencia, 500 abitanti. Sto coso fino agli anni 90 aveva la scuola elementare e la scuola media, ora non c'è più niente. Che succede con le scuole nei paesuzzi? Sì, era un convegno molto, molto interessante, no? Considera che le piccole scuole sono più di 11.000 in Italia, perché l'Italia è fatta da paesi Beh, certo. fondamentalmente, no? E quindi i paesi hanno le piccole scuole, però i paesi sono anche quelli che si stanno spopolando, quelli Sì. quindi che rimangono senza studenti, a meno che non arrivano gli immigrati, però gli immigrati in alcune regioni arrivano ma per andarsene, non si fermano, quindi non hanno neanche il tempo di iscriversi a scuola perché puntano ad andare in Germania, in Francia, in Europa, eccetera. Quindi si pone questo problema se tenere aperte o meno le piccole scuole, cioè alcune piccole scuole quantomeno. Quindi ogni anno si parla di dimensionamento, cioè anche perché tu puoi immaginare quanto costa per un piccolo comune che comunque già sta, come si dice, in braccio a Maria economicamente, Beh. gestire la manutenzione, la parte idraulica, i giardini, l'edilizia di 5, 6, 7 piccole vecchie scuole che magari hanno pochi alunni, quindi è anche una cosa antieconomica per i comuni. È sicuramente molto romantica l'idea che ogni frazione abbia la propria scuola, però io la trovo obiettivamente irrealistica, cioè che ogni piccolo comune abbia una scuola, sì, ma una, non 7. Cioè non Certo. è che ogni frazione deve avere una scuola. Allora, una delle cose assurde successe Mi con ricordo Renzi, quando facevi il giro delle 7 chiese a Fuscaldo, tu. ti ricordi? Avevo Mi 7 ricordo, scuole sì. lontanissime di campagna, piccolissime. Cioè, la cosa assurda che è successa con Renzi, appunto, dicevo, che fu un periodo quello dove arrivarono una valanga di soldi per l'edilizia scolastica, no? E c'erano, mi ricordo, 3 piani, c'era scuole belle, scuole sicure e scuole nuove. Scuole belle era per la piccola manutenzione, il decoro. Il risultato, per fartelo in concreto, io un anno ho dovuto dipingere la scrivania, scusa, la segreteria di giallo, l'anno dopo ritornavano questi soldi, che facciamo? Ah boh, l'abbiamo dipinta l'anno scorso, sì, ma li possiamo usare solo per dipingere, ok? Quindi dobbiamo ridipingere di nuovo, di viola, per dire, no? Cioè, un po' erano finalizzati in un modo tale che tu non avevi molto spazio di manovra, quindi io avevo le finestre che non chiudevano, il tetto che crollava e nessuno poteva fare niente, però potevo ridipingere le aule 800 volte perché ho il finanziamento per dipingere le aule, cioè, per farti un esempio pratico e Sì. concreto. Poi c'era il piano scuole sicure che era per la messa in sicurezza, le barriere architettoniche, e poi scuole nuove che erano appunto per le scuole nuove da costruire. Allora, quello che io insomma ho chiesto lì in questo convegno, però non sono stata per niente soddisfatta delle risposte, ho detto: ma scusate, ma va benissimo mettere i soldi sull'edilizia scolastica, ma perché ristrutturare 7 catapecchie invece di costruirne una nuova, con i sacri crismi europei di sicurezza, con tutto quello che c'è nell'architettura scolastica? Ci sono degli studi meravigliosi fatti da Indire, con fiori di architetti, su come devono essere le scuole oggi, sui modelli nord europei, eccetera, una cosa che nei piccoli paesi normalmente si sognano. E avrebbero anche risparmiato, Antonino, perché ristrutturare 7 catapecchie costa più che costruire una scuola nuova. E poi Certo. pensa anche a livello come dire, a livello pedagogico. Cioè, 7 scuole piccole, 7 frazioni con bambini che non si conoscono tra di loro pur stando in un piccolo paese. Poi alle medie magari si trovano insieme in una classe e scoprono che uno abita in una frazione e uno nell'altro. Unirsi in un'unica scuola in un paese, non stare chiusi nelle frazioni, unirebbe anche l'identità del paese, no? Quindi Come no? permetterebbe ai bambini di conoscersi tra di loro. Cioè, io avevo appunto 7 scuole e quando chiedevi a un bambino di dove sei, non ti rispondeva col nome del paese, ti rispondeva col nome della frazione. E non Certo. conosceva quelli dell'altra frazione. È proprio una cosa assurda. E quindi io dicevo: ma scusate, ma perché non avete fatto scuole nuove invece che poi, adesso non è per essere cattiva, ma lo sai che poi scuola e politica sono anche vicine spesso. Sì. Cioè, se tu sei sindaco, no? E hai 7 catapecchie, 7 scuole vecchie, bene, sai che chiuderanno perché i bambini non ce ne sono e immigrati neanche. Ti arrivano i soldi per ristrutturarle, no? Tu ristrutturi una scuola che sai che domani non sarà più
scuola. Quindi in realtà ti conviene, chiaramente, perché alle prossime elezioni tu puoi giocartela per darla come sede a questa o quella associazione che magari ti porterà X voti, no? Sì. Quindi che si dica che hanno ristrutturato le piccole scuole per le scuole, per i bambini, per gli insegnanti e per i presidi, no, le hanno ristrutturate per i sindaci, perché i bambini e i presidi volevano una scuola unica che funziona, che sta in piedi, in zona sismica, quindi con tutti i sacri crismi, non delle scuolette piccole che domani resteranno vuote. Infatti. E quindi mantenendo i consumi dei comuni per portare l'autobus, lo scuolabus nei posti più lontani, che chiaramente quella è una spesa enorme per i comuni, no? La spesa dello scuola. Quindi io sono un po' stanca come preside di sentirmi usata spesso, no? Da alcune scelte politiche che in teoria vanno per la scuola, in realtà vanno per interessi della politica, usando la scuola, perché che io devo spostare gli alunni di un plesso, perché il plesso deve essere ristrutturato, per metterli in un altro plesso di pomeriggio, stravolgendo la vita delle famiglie, con tutti gli annessi e connessi dei bambini che hanno la giornata capovolta, eccetera. Lavori che magari invece di durare un anno poi si prolungano per 2 o 3 anni, poi magari i bambini diminuiscono, neanche più ritornano in quella scuola e quella scuola diventa una struttura nuova in mano agli amministratori che può essere donata a questa o quella associazione. Ecco, che qualcuno mi dica che questa operazione è un'operazione per la scuola, a me fa innervosire, perché è un'operazione contro la scuola. Cioè tu mi stai creando una difficoltà, non un vantaggio. No, quindi perché non hanno dato quei soldi che sono, si parlava di cifre, adesso non mi ricordo, ma erano cifre veramente assurde. Parla, se non sbaglio, si parlava proprio forse di 1 miliardo di euro di totale finanziamenti. Aspetta, voglio un attimo cercare su internet. Allora, ecco qua, guardi, i numeri della prima fase del piano dell'edilizia all'epoca furono 450 milioni per scuole belle, 400 milioni per scuole sicure e 244 per scuole nuove, totale 1 miliardo e 94 milioni, parliamo del 2014, solo per la prima fase. Poi nelle altre fasi onestamente neanche me le ricordo, però cioè, ad oggi con questi soldi quante scuole nuove avremmo potuto avere? Una valanga. Quindi poi dico sì, c'è il PNRR con l'Europa dopo il Covid, perfetto, benissimo, ma prima del Covid e prima del PNRR, quei soldi lì perché sono stati usati? Cioè il governo Renzi è stato bravo a mettere i soldi sulla scuola, ma li ha messi male, cioè l'edilizia scolastica andava trattata non così, cioè per fare i favori ai sindaci, ma per aiutare le scuole. Esatto. Capito? Quindi fare politica per creare politica è una cosa, fare politica per aiutare la scuola è un altro. Io sono un po' stanca di sentire dire insomma, che queste scelte finanziarie aiutano le scuole, perché non è così. Cioè, almeno, decisamente. No, in quella fase non è stato così. Scusa lo sfogo, No, siamo qua per questo, proprio per raccontare la scuola sulla pelle viva di chi ci sta tutti i santi giorni, per cui... Antonino, allora, la linea. Eccoci, grazie. Allora, noi interrompiamo, tanto ormai era quasi finito il faccia a faccia con Anna Maria De Luca, perché Giorgia Meloni sta parlando adesso nello studio ovale con il presidente Trump. Allora, qui si sta parlando, in questo momento stanno parlando del gas naturale liquefatto che ovviamente compreremo dagli americani, si sta parlando anche della energia nucleare. E lei sta sottolineando il fatto degli investimenti che vengono fatti in materia e che dimostrano quanto noi siamo interconnessi. Trump annuisce soddisfatto. It's a topic that we are discussing in the journey. But at the end of the day, look, somebody calls me, I was saying it before, such a Western nationalism, I don't know if it is the right word, but I know that when I speak about West, mainly I don't speak about the geographical space. I speak about Ecco, lei dice quando parliamo di Occidente non parlo di uno spazio
diciamo così, geografico, ma parlo di uno spazio culturale. E poi abbiamo un piccolo problema con... An official visit to Rome in the near future and consider the possibility in that occasion to meet also with... Lo sta invitando alla visita di Stato in Italia e anche all'incontro con la NATO. We will keep on work on that. I'm going to close. I want to say only I'm proud of sitting here. Lei dice di essere orgogliosa di essere alla Casa Bianca con lui e che vogliono continuare a lavorare assieme. 1 million more jobs in the last 2 years and a half. Inflation is going down. Sta dicendo che l'Italia è un paese credibile, l'inflazione è scesa, negli ultimi 2 anni ci sono stati 1 milione di posti di lavoro in più. Segnale della Fox ogni tanto va e viene, vediamo. Ecco. Thank you very much. And I think we're doing well in that effort. We want to get it done, and we'll see if we can. We want to save, on average, think of it, every week 2,500 people are being killed, mostly soldiers, Russian. Ecco, sta dicendo anche che l'Italia collaborerà con l'America sulla fine della guerra in Ucraina. Trump lo dice, ogni settimana muoiono 2.500 persone e che l'Italia è molto utile in questo ed è molto apprezzata. To respond to your ceasefire proposal before you put secondary tariffs or sanctions on Russia? We'll see what that will be. We're going to be hearing from them this week. Very shortly, actually. Trump sta anche dicendo, ora gli è stato chiesto se metterà le sanzioni alla Russia per il cessate il fuoco all'Ucraina oppure no. Lui ha detto vedremo questa settimana come andranno le cose. Even if you ask him to, do you believe you have the power to remove him? And are you trying to do that? I don't think he's doing the job. He's too late, always too late, slow, and I'm not happy with him. Dice anche che insomma sulla questione appunto del cessate il fuoco il lavoro è troppo indietro, lui non è molto contento di questo fatto. Are you trying to remove him, Mr. President? Good question. Mr. President, Judge Bode for in a case against your administration. So the Constitution. Niente, ora stanno parlando gli stanno ponendo i giornalisti presenti nello studio Vale stanno ponendo domande a proposito della California, a proposito della come vi posso dire, della causa che gli è stata intentata. Quindi ora in questo momento si parla di politica interna, difatti la Meloni sta per adesso seduta e sta assistendo alla conversazione, non fa, diciamo così, interventi di alcun genere. Ecco qua, avvio anche la condivisione. Potete vedere che la BBC è ferma solo con questa fotografia della Meloni seduta accanto a Trump nello studio ovale, che peraltro è tutto pieno di foglie dorate, vedete, le poltrone dorate e così via. Ecco appunto, chiedete agli avvocati sulla questione della California. Allora, se francesi e inglesi vanno in missione di pace in Ucraina, è giusto che ci vada pure l'Italia? Dice, ma l'Italia farà le sue valutazioni, risponde Trump, ma io sono sempre a favore delle missioni di pace. Yeah, we've got a process in place. We're working on the big 15 economies first. We had a fantastic meeting with Japan yesterday. I believe there's been calls with the... Allora, adesso si sta parlando degli accordi sui dazi. Trump dice che ce ne sono un sacco di accordi
di discussioni in corso. Ieri c'è stato il Giappone. Con le 15 principali economie del mondo comunque gli accordi si faranno. Niente, qua ora stanno parlando ancora della Cina. La BBC batte che appunto il discorso, la Meloni ha cominciato a parlare nello studio Ovale dicendo che lei e Trump condividono la lotta contro il woke e l'ideologia dei diversità, equità e inclusione, che vorrebbe cancellare la nostra storia. Trump fa segno di sì con la testa e si dice d'accordo col primo ministro italiano. Dice anche, la Meloni dice che che entrambi possono lavorare assieme per gestire tutta una serie di temi caldi. Ecco, ora qua la domanda è se ci sarà l'accordo con l'Iran, dice, sulla questione del nucleare. Dice sì, io vedo che l'Iran ha la volontà di voler parlare con noi. La BBC intanto batte ancora che la Meloni dice che lo scopo dell'Europa e degli Stati Uniti è di rendere l'Occidente grande di nuovo e dice che Trump ha accettato la visita ufficiale, l'invito in visita ufficiale a Roma. Quindi Trump verrà a Roma e incontrerà evidentemente anche i leader europei, per cui è lo possiamo dire, un grosso successo sotto il profilo internazionale di Trump, ma soprattutto un grosso, non tanto di Trump quanto della Meloni, appunto. Possiamo dire di sì, possiamo dire che insomma portare a casa la risposta positiva all'accordo più questa sintonia di vedute lascia ben presumere. The deal that was made with Obama, that deal would have expired already. It was a terrible deal. Ecco, ora Trump sta continuando a parlare invece dell'accordo nucleare sull'Iran, dice che quello che aveva fatto Obama era un accordo orribile. Countries are involved, they don't make short-term deals. These are countries with long lives. And I terminated that. And it was a great termination because it didn't allow us to do anything. Ecco, appunto, dice che insomma qui non si fanno accordi brevi per nazioni che hanno una vita lunga e che di conseguenza l'Iran non può avere la bomba atomica e di conseguenza cercherà di fare questo accordo con l'Iran. Ovviamente lui dice di essere insomma convinto della cosa, di potercela fare. Ancora altre domande da parte dei giornalisti. Well, Jensen's an amazing guy. He's become a friend of mine, and I don't know, he's a person that's very proud of our country. He loves our country. I'm not worried about Jensen at all. Vediamo un po' che altro gli si chiede. Well, I'm not involved in it. I'm going to respond by saying you'll have to speak to the lawyers, the DOJ. No, ancora si sta parlando di questioni giuridiche, dice chiedete agli avvocati al Dipartimento di Giustizia, quindi niente di che. Sta parlando appunto dell'immigrazione clandestina, siamo stati inondati da milioni di persone. Molti di questi sono seri criminali. Level murderers. Many of those people murdered more than one person and they're on the loose. Insomma, sta dicendo che gli assassini e i criminali non sono benvenuti in America e quindi vengono espulsi e cacciati via senza tanti complimenti. E non credo che un giudice possa togliere l'autorità al presidente di decidere queste cose per garantire, insomma, la sicurezza del paese. We've done much better. We have right now 99% border. It's a 99%. Nobody thought that would even be fun. Nobody's coming through our border practically.
2 weeks ago we had 9 people come. E che adesso sostanzialmente, grazie alle sue politiche, i confini sono stati sigillati al 99%, non entra più nessuno illecitamente. Dice, avevamo un grande confine 4 anni fa, ora abbiamo un confine che è ancora più chiuso di prima. Ecco, la BBC ancora, parlando appunto della partnership tra gli Stati Uniti e l'Italia, la Meloni parla anche della guerra in Ucraina. Insieme abbiamo difeso e stiamo difendendo la libertà dell'Ucraina, insieme vi porteremo una pace duratura. Dopodiché cede la parola a Trump. Trump dice che ritiene che la sua amministrazione sta facendo bene e che la Meloni è stata di gran lunga una mano santa. Un giornalista chiede a Trump per quanto tempo abbia ancora Putin per rispondere appunto alle proposte di cessate il fuoco prima che gli Stati Uniti impongano le sanzioni, e Trump dice che sentirà la Russia questa settimana e vuole che gli omicidi, gli assassini sul campo, le morti sul campo terminino. Liberal way, or as they call it nowadays, the progressive way. But I don't think it's the way that our country believes, and that's why I won in a landslide. Comunque dice, ora stava continuando a parlare appunto dell'immigrazione clandestina. Questo è il modo di fare che hanno i democratici, cioè dei porti aperti, delle braccia aperte. Non è questo il motivo per il quale io sono stato eletto. Gasoline that hit $1.98 yesterday in a couple of states. You have gasoline way down. The price of oil is up substantially. The price of groceries are substantially down. Ora sta parlando dell'economia, dice che insomma il petrolio è sceso, stanno cercando di abbassare il prezzo del cibo nelle groceries, nei supermercati. Dice, le uova erano arrivate a prezzi astrali, me lo gridavate voi altri delle fake news prima che io entrassi in carica. Ah, ecco, non avreste avuto le uova per Pasqua. A proposito, buona Pasqua a tutti. The only thing that's gone up actually is interest rates, because we have a Federal Reserve Chairman that is playing politics. Dice che il problema non è tanto l'economia quanto il rapporto con la Federal Reserve, perché il governatore della banca americana, della Federal Reserve, è uno che anziché fare il governatore fa il politico. A proposito appunto della guerra in Ucraina, sempre la BBC, vediamo un po'. No, questo è l'ultimo aggiornamento per adesso della BBC. Ancora domande? Niente, ora sta parlando dell'economia e quindi dice che nei primi 4 anni del mio mandato abbiamo avuto un'economia fortissima. Insomma, le domande che gli vengono poste in questo momento riguardano la situazione interna degli Stati Uniti e non il rapporto con l'Italia e con il resto dell'Europa. Però mi sembra abbastanza evidente che questo incontro sia stato un incontro positivo per il nostro paese e più in generale anche per l'Europa, direi. Vediamo un attimo l'ANSA. Nel frattempo le vittime sono salite a 4 al Montefaito. Vediamo un po'. Worst administration in the history of our country. Worse than Jimmy Carter. Jimmy Carter died a happy man. You know why?
because he wasn't the worst president. Joe Biden was. Oddio mio, vabbè, Trump sta ovviamente mollando le sue bombe contro Biden, dice che è stata la peggiore amministrazione dai tempi di Jimmy Carter, eccetera, eccetera. This is what it is, but we want to listen to everybody. I think I can say for Scott and the other people that are working on it that we're listening and we're going to be very fair to the people. But you know, we're the one that really sets the deal, and that's what we'll be doing. Okay? Niente, per adesso vediamo un po' che altro viene fuori. Oh, you have a great prime minister. You're so lucky. Yes, that's. Ecco, stanno parlando, c'è questo giornalista italiano che ecco, la Meloni dice che manterremo l'impegno del 2% per quanto riguarda le spese nella NATO. Non ha detto a quanto arriveranno le spese dell'Italia in questo campo. Diciamo ci sia stata un'invasione che l'invasore da quel punto di vista fosse Putin e la Russia, ma non è questo che diciamo oggi quello che rivela è il fatto che insieme vogliamo lavorare. Sì, la Meloni, richiesta appunto di che cosa ne pensava del fatto che Trump ha detto che era colpa di Zelensky dello scoppio della guerra in Ucraina, lei dice lo sappiamo tutti che la guerra l'ha iniziata Putin, ma questo ora non rileva il fatto che ragazzi stiamo lavorando assieme per la fine di questa guerra. No, I mean it sounded great. It was beautifully presented. Ecco, siccome la domanda gli è stata posta in italiano, Trump vuole ora la traduzione di quello che lei ha detto. No, wait. I want to hear what you said. Voglio sapere che cosa ha detto. Ecco, e l'interprete sta traducendo quello che Giorgia Meloni ha appena finito di dire. A proposito dell'accordo sulle terre rare in Ucraina, Trump conferma che sarà firmato martedì prossimo, quindi la Pasqua porta l'accordo sulle terre rare in Ucraina e si spera quindi prossimamente di arrivare alla fine, diciamo così, alla fine di questa guerra in tempi abbastanza rapidi. La cosa che viene sottolineata per esempio da Bernd Debusman, che è il collega della BBC che in questo momento è dentro la sala, lo studio Vale, dice che sostanzialmente molte domande si sono concentrate su temi diversi, all'Ucraina, all'immigrazione, il Medio Oriente, i dazi. Non c'è stata una domanda diretta alla Meloni. La gente è seduta sui sofà e sottolinea alcuni dei principali temi di politica estera, perché c'è il vicepresidente J.D. Vance che presto andrà a Roma e poi c'è il segretario del tesoro Scott Bessent, che è la persona più diciamo così preparata in tema di dazi. Ecco, lo stesso Trump, ora che si è fatto dare la traduzione di quello che ha detto la Meloni, dice: io non lo so se Zelensky sia responsabile dell'inizio di questa guerra, ma dico comunque che questa guerra non sarebbe mai dovuta cominciare. So I'm not happy with him, and I'm not happy with anybody involved. I think it's a war. I know it's a war. It didn't happen for 4 years. It was never close to happening. Lo so che è una guerra, non è mai accaduta per 4 anni, non era mai vicina allo scoppio, all'andare allo scoppio.
E se fossi stato presidente non sarebbe scoppiata la guerra in Ucraina. Ora cercheremo di fermarla. bigger military force. And if you're smart, you don't go involved and get involved in wars that you can blame the man that was sitting in the seat. Biden, he didn't know what the hell was going on, but I can guarantee you that, and everybody agrees to it, if I were president, that war would have never taken place. I'm not blaming him, but what I am saying is that I wouldn't say he's done the greatest job. Okay? Io non è che me la prendo con Zelensky, però diciamo che non ha fatto al meglio il suo lavoro. Go ahead. Go ahead. Are you sure about the definition of the parasite of European? Would you say that again? The European parasite? It's never said. Would you say again that The European- Have you said that Europeans are parasites? Yeah. Have you seen it? No, I haven't said, I don't know They what, didn't say it. I don't even know what you're talking about. Go ahead, please. Go ahead. No, gli è stato chiesto se, dice Presidente, è vero che lei ha detto che gli europei sono parassiti? Ma io non so nemmeno di che cosa state parlando, ha risposto lui. Ma poi vedete la piccineria di quelli dentro quella sala che gli fanno le domande in italiano, veramente, ragazzi. Ma che domande del Menga? Ma perché non parliamo di tariffe, di dazi, porca vacca? Ma vi rendete conto il livello, signori, delle domande che vengono poste dentro questa sala? Ah, veramente. And I'm not a big fan of Europe and what they've done with immigration at all. And I think they got to get smart because Europe is being very badly hurt by what they've done with immigration. Now, I'll say this. Ecco, dice, in tema di immigrazione l'Europa è stata fortemente danneggiata dalla politica dei porti aperti, dice Trump. Europe is very important to me. Europe is very important to the world. Ma per me l'Europa è molto importante, lo è molto importante anche per il mondo. We are beginning to it, doing it. You will see now the policies of the European Union in the last, let's say, 12 years have been changing. Okay, at the beginning we were talking only about how we were redistributing illegal migrants coming to Italy. Now we are talking mainly about how to stop. Ecco, e la Meloni dice negli ultimi 12 anni è cambiato il rapporto dell'Europa con l'immigrazione. Prima era come redistribuire quelli che arrivavano in Italia, ora si tratta di come fermare definitivamente l'immigrazione illegale. Changing, thanks also to the example that growth in lowering the rates of illegal migration. So we are working now together. I'm optimistic on that. E che la Meloni è ottimista sulla questione di lavorare insieme all'Europa per fermare l'immigrazione clandestina. The Google what? What about it? Go ahead, please. Oh, well, we didn't discuss about Starlink. We've been discussing about defense space. Gli è stato chiesto se ha parlato con la Meloni di Starlink. No, non ne hanno parlato. Hanno parlato di difesa, hanno parlato di Ucraina, di altre cose. Sentite le urla dei giornalisti che... No, tariffs are making us rich. We were losing a lot of money under Biden. Dice, ecco, è stato chiesto a Trump di nuovo dei dazi. I dazi ci stanno facendo ricchi. Noi perdevamo un sacco di soldi sotto Biden. 25% on cars, 25% on steel, 25% on aluminum, 10% baseline. Ecco, sta parlando del 25% sulle macchine, 25% sul ferro, 10% sull'alluminio. Allowing fentanyl and allowing the borders to be weak. And we're taking in billions and billions of dollars while I sit here and talk to you. And we didn't take in anything before other than the tariffs that I put on previous to Biden. Dice, io
invece adesso grazie ai dazi stiamo guadagnando miliardi e miliardi di dollari. He tried to weaken them. He did everything he could. You know, he got paid money by China, right? Family got paid money, he did. Biden ha provato a, diciamo, a distruggere il sistema dei dazi, ma Because there was so much money that his budgets, you know, they couldn't stand not doing it. But I took in the, up till this point, my tariffs on China. Nobody ever took in 10 cents from China. No other president took in 10 cents. I took in more than $700 billion from China. So we're... sto parlando di qualcosa come 700 miliardi di dazi sulla Cina. One of the healthcare companies that had an impact on the stock market. But this is really, we're building a base. We're building a country like no other. Stiamo costruendo una base, un paese come nessun altro. History of any country, probably, but the history of our country in 4 years. And I think this has a chance to be much better. E penso che comunque in futuro le cose andranno ancora meglio. I don't know exactly. I'm going to leave that to Scott. What do you think? Where would it be signed and when? Is there any more detail that you could tell us about what's in that deal and how it came together? It's substantially of what we agreed on previously with the president was here. We had a memorandum of understanding. We went straight to the big deal, and I think it was an EDA agreement, and that's what will be signed. Niente, qua ora si parla di come si arriva agli accordi, che si fa il memorandum d'intesa, poi si fa l'accordo. Well, I think he should do the rate cuts because I think if Europe has done it, it puts us at a disadvantage to Europe. I mean, he plays right into their hands. So I think he should do the rate cuts. We don't have really... Direi che Allora, la BBC sottolinea questo fatto, che la Meloni ha saputo toccare tutti i bottoni giusti con Trump, dicendogli che il suo scopo è di rendere l'Occidente great again, ha criticato l'ideologia woke, ha difeso la guerra contro l'immigrazione illegale. Inoltre ha colto l'occasione per poter sottolineare l'operato del governo Meloni, che lei guida dall'anno 2022. Sono orgogliosa di essere qui come primo ministro di un'Italia che oggi è in una situazione molto buona, è un paese stabile, un paese affidabile, dice la Meloni. Inoltre sottolinea i suoi successi, aggiunge anche che ci sono più posti di lavoro, abbiamo abbassato l'inflazione. Prima di girarsi verso Trump e aggiungere con un ampio sorriso: mi perdoni se promuovo il mio paese, signor Presidente, ma lei è anche un businessman e comprende quello che io sto dicendo. E Trump a questo punto ha sorriso. Insomma, tra i due la cosa è evidentemente molto cordiale. If they had won, oil right now would be at $7 or $8 because of their policy. And we're going to be at about $2, could be even a little bit less than that. And you're starting to see it. So I don't know how you can have inflation when oil has come down quite a bit. Niente, qua ora sta parlando del fatto che il prezzo basso del petrolio non genera inflazione, quindi è una cosa positiva. Ancora la BBC, a proposito dei dazi, gli Stati Uniti hanno guadagnato una quantità tremenda di denaro da essi e inoltre, dice Trump, appunto gli altri paesi non possono più sfruttare gli Stati Uniti come prima perché adesso c'è un vero presidente, e dice anche che se non verranno a sedere, se le altre nazioni non verranno a sedersi al tavolo con lui per firmare un accordo, noi faremo l'accordo per loro. We have a lot of Italians in this country, okay? And they like Trump, and they voted for Trump.
Trump ora gigioneggia, dice che la Meloni è una grande politica, una grande presidente, una grande primo ministro. L'Italia è un grande alleato degli Stati Uniti in America, sa che in Italia c'è gente che appoggia Trump e ci sono tanti italo-americani che hanno votato per lui. Ecco fatto, finito, perfetto. Insomma, è stato un incontro all'insegna della distensione, all'insegna del dialogo bilaterale tra i paesi e sostanzialmente è stato un incontro, direi, molto positivo per quanto riguarda il rapporto Meloni-Trump. Sostanzialmente l'Italia spenderà più soldi negli armamenti, come chiesto appunto dal presidente Trump per quanto riguarda la permanenza all'interno della NATO e soprattutto Giorgia Meloni porta a casa la possibilità, o meglio, l'invito ufficiale ricevuto e recepito da Trump di venire in Italia a incontrare tutti gli altri leader europei. Il clima comunque sembra essere un clima di, diciamo così, un clima più sereno, sembra essere un clima nel quale si parla chiaramente di giungere a un accordo. L'Italia e gli Stati Uniti collaboreranno per la pace in Ucraina e soprattutto viene sottolineato da Trump che l'Italia viene vista come un alleato molto importante in Europa. Quindi Giorgia Meloni tornerà da Washington con la benedizione di Donald Trump, che le riconosce un ruolo di interlocutore che non riconosce invece agli altri leader europei e men che meno alla Presidente dell'Unione Europea Ursula von der Leyen, e in particolare torna con questo accordo per un incontro a Roma e un dialogo ulteriore con gli altri leader europei. Infine, Trump sottolinea la volontà da parte degli Stati Uniti di fare un accordo equo con l'Unione Europea e che al 100% questo accordo ci sarà. Quindi direi che questa visita, questo incontro di Giorgia Meloni a Washington con il presidente Trump si conclude molto positivamente e porta a casa un trofeo di politica estera sicuramente di grosso prestigio e che la mette in condizione di poter esprimere un peso politico specifico in Europa che questo paese molto probabilmente non sperimentava da decenni, soprattutto dal tempo in cui, appunto, ricordatevelo, la signora Merkel e Sarkozy ci deridevano in conferenza stampa. Ecco, adesso hanno molto meno da deriderci sia a Parigi che a Berlino e ci dispiace per loro. Per noi assolutamente no. Quindi è stata una giornata estremamente positiva. Grazie a tutti voi per la pazienza che avete avuto nel seguirci questa sera. Vi ricordo radiolibertà.net per l'intervento del direttore responsabile Giovanni Sallusti sul tema, e che dire di più, che io vi ringrazio. Appuntamento domani 17:30 con Lorenzo Viviani e ricordate che malgrado tutto the best is yet to come. Grazie alle mie due registe che mi hanno accompagnato in questa scorribanda allo Studio Ovale. Grazie a tutti e buona serata.